Il caro bolletti investe anche i comuni, lanci mobilita i sindaci con lo spegnimento simbolico giovedì di un edificio di un luogo significativo. Solo a Treviso il caro energia costerà a bilancio €1 milione in più. Visite ai parenti nelle case di riposo e prestazioni specialistiche ambulatoriali. Si riparte, provvedimento della Regione inviato a ospedali e RSA. L'annuncio di Zaia, torniamo verso la normalità. Tragedia a Giavera del Montello, 82enne vittima di asfissia per l'esalazione di monossido rilasciate dalla cucina a legna, morto anche il suo cagnolino. Sabato alle 15 a San Vendemiano il funerale unico per l'addio a Sara Rizzotto e Jessica Fragas, uccise dal pirata in A28. Il papà di Jessica ieri sera a Ring: sarei stato disposto a perdonarlo se solo si fosse fermato. Nel pomeriggio l'udienza preliminare per l'autista sloveno che ha ucciso la 56enne di San Biagio Paola Utine a 4 a Trieste. L'arresto da convalidare, il giudice si è riservato di decidere entro domani. Blitz della polizia, Silea ha bloccato i pericolosi latitanti dell'Est Europa, sospettati di decine di furti e assalti, forse anche quelli che hanno terrorizzato le ville di Mogliano a fine 2021. Raffiche di vento fino a 120 km all'ora, ieri hanno soffiato su gran parte della Marca causando danni e paura. Oggi si fa la conta dei danni e si lavora per ripristinare la situazione. Olimpiadi invernali di Pechino, cortina in festa per la storica medaglia d'oro nel doppio misto di curling, la vittoria dell'atleta di casa Stefania Costantini, maxi schermo in piazza e gioia della città. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è dunque in primo piano il caro energia, il caro bollette che investe non soltanto le famiglie e le aziende ma anche i comuni, tanto che l'ANCI mobilita ora i sindaci con lo spegnimento simbolico giovedì di un edificio, di un luogo significativo del territorio. L'allarme è che sono a rischio servizi essenziali. Solo a Treviso il caro energia costerà a bilancio €1 milione in più. Chiediamo a gran voce un intervento da parte del governo perché questa situazione è davvero insostenibile. Pensate che per il comune di Treviso si parla di oltre €1 milione di costi in più di bollette e credo che sia davvero una follia insostenibile e per pagare queste bollette saremo costretti a rinunciare a qualche altra opera. Mario Conte, presidente dell'ANCI Veneto, si unisce alla mobilitazione dei comuni italiani alle prese con l'esorbitante aumento dei costi dell'energia. Per dare un segnale visibile e provocatorio dal presidente nazionale Antonio De Caro è arrivato l'invito di spegnere giovedì sera alle 20 le luci di un edificio o di un luogo rappresentativo della città, una dimostrazione seppure simbolica dei tagli che si rischia di dover intraprendere. È un'azione simbolica che può dir poco ma può dir molto, nel senso che simbolicamente non vogliamo mettere ulteriormente in difficoltà i nostri cittadini, anche se a fronte del caro bollette saremmo costretti a spegnere l'illuminazione pubblica delle strade, per esempio. Siccome questo non lo vogliamo fare, cercheremo dei luoghi simbolo per far capire l'importanza di un'azione a supporto dei comuni e delle famiglie in un momento particolarmente complicato. Se i comuni da una parte stanno calcolando le effettive conseguenze del caro energia, dall'altra le risposte arrivate finora dal governo non sono ritenute sufficienti. Si sta cercando di fare squadra per valutare a livello poi governativo quali possono essere le misure di compensazione, perché altrimenti dico davvero bisogna fare un sincero ripensamento dei servizi da mettere a disposizione della nostra popolazione. Ma ci sono anche sindaci che guardano con perplessità l'azione di giovedì, ritenendo che ci siano altre priorità rispetto ai bilanci comunali. Credo che effettivamente in questo caso un occhio di riguardo vada soprattutto prima alle aziende e poi eventualmente anche ai municipi. Noi in qualche modo andremo avanti a mangiare pane e cipolla come si faceva una volta, ma gli imprenditori hanno bisogno di trovare riscontro del loro impegno e della loro fatica. Parliamo adesso del Covid. Nel frattempo è arrivata la notizia che è stata firmata l'ordinanza del Ministro della Salute Speranza che riguarda le mascherine. L'abbiamo parlato ieri, la decisione dunque di dare lo stop all'obbligo delle mascherine all'aperto da venerdì 11 febbraio in tutte le regioni a prescindere dai colori, quindi anche nel Veneto. Resta invece obbligatoria la mascherina al chiuso almeno fino al 31 marzo, data nella quale scadrà lo stato di emergenza. Dunque stop alle mascherine all'aperto all'11 febbraio, salvo ovviamente casi di assembramenti. Questa è la conferma insomma di quanto già si diceva ieri, ma è arrivata l'ufficialità con l'ordinanza firmata dal Ministro Speranza. Oggi invece un provvedimento della Regione importante che è stato inviato agli ospedali e alle case di riposo, un passo avanti ulteriore verso la normalità.
si torna a ripartire con tutte le prestazioni. Lo ha annunciato oggi il presidente Zaia. Sono 264.745 le visite specialistiche sospese. Si tratta delle prestazioni con priorità 30-60 giorni. Ed ora, visto il calo dei dati Covid, il Veneto è pronto a ripartire. È stata già inviata una mail a tutti gli ospedali e sono stati già allertati i direttori generali. I reparti ospedalieri si regoleranno a modo proprio. È una scommessa, dice Zaia, ma stavolta ci siamo. Non solo, un'altra importante novità. Ma di più voglio dirvi che la roba che mi sta ancora più a cuore, l'apertura alle visite. Io sto pensando ai nonni, alle geriatrie che mi chiamano in continuazione. I vaccinati con 3 dosi, con 2 ma guariti dal Covid, e coloro che hanno fatto un apposito tampone potranno fare visita al proprio caro nelle varie strutture. Si torna insomma, dice, alla normalità. Poi il presidente è tornato sulla zona bianca, potremo arrivarci tra una decina di giorni. Abbiamo 3 parametri: incidenza, impensabile andare in bianco, in zona bianca con l'incidenza; area critica, non critica, dobbiamo scendere sotto il 20%, impensabile che nel breve ci si arrivi per primi con l'area non critica. Pensabilissimo che noi si possa passare all'area bianca, in zona bianca, tramite le terapie intensive. È innegabile che i numeri della pandemia siano in discesa, continua il governatore, soprattutto per quanto riguarda le curve ospedaliere. È vero che questo virus si sta, come si può dire, è meno aggressivo e lo leggiamo da un punto di vista clinico, cioè non abbiamo una ricaduta clinica così importante, tutto attenuato dalla vaccinazione. C'è anche da dire che penso che questo processo di endemizzazione del virus è partito. Ma purtroppo stiamo continuando a ricevere notizie di persone intubate che non avevano voluto vaccinarsi. Ai cittadini dico: valutate attentamente l'importanza della vaccinazione. In Veneto l'89% della popolazione si è vaccinata, 32,8% nella fascia 5-11 anni, 450.000 i veneti non ancora vaccinati. Poi ha aggiunto: le norme che stanno per essere applicate di allentamento delle restrizioni Covid, se ci avessero ascoltato, sarebbero state approvate già 2 mesi fa. Contagi in diminuzione dunque, ma l'importanza della vaccinazione pediatrica è confermata dalla situazione dei ricoveri dei bimbi in pediatria, 26 piccoli in 4 settimane. La curva della pandemia sta scendendo, ma il colpo di coda sta interessando negli ultimi mesi l'età pediatrica. In reparto sono stati ricoverati diversi piccoli, per la maggior parte sotto gli 11 anni. Noi nel reparto di pediatria Treviso nelle ultime 4 settimane abbiamo avuto 26 ricoveri di bambini Covid positivi. A calcoli che fino a giugno del 2021 ne avevamo ricoverati 12, quindi c'è stato certamente un incremento dei ricoveri. Poi aggiunge: a questi ricoveri Covid positivi vanno anche aggiunti 22 casi in totale che abbiamo ricoverato di sindrome infiammatoria multisistemica dall'inizio della pandemia, ma 6 di questi casi sono stati ricoverati negli ultimi giorni. La pediatria in questo momento ha dei numeri che nelle prime fasi della pandemia, spiega il dottor Martellossi, non c'erano. Bisogna fare ora più che mai attenzione per i bambini. Dei 26 ricoverati, 22 hanno sotto gli 11 anni e 4 sopra i 12. Già questi dati da soli ci fanno confermare quanto sia importante vaccinare i nostri bimbi e quindi vaccinare anche i bambini più piccoli, tra i 5 e gli 11 anni. Fondamentale, torna a ricordare il primario, proteggere i bambini con la vaccinazione. Ripetiamolo, per proteggerli dalla possibile, seppur non così probabile, ma forme gravi di malattia, ricordo ancora una volta la MISC, una malattia post-Covid che è una malattia severa, che porta anche ad andare in terapia intensiva. È successo non più di ieri a un nostro bambino, purtroppo. Vaccinarli per permettere e aumentare la probabilità di poter tenere aperte le scuole e tutte le attività sociali dei nostri ragazzi che ne hanno assolutamente bisogno.
A proposito di vaccinazioni, ma siamo in ambito giudiziario, il procuratore aggiunto di Udine, Claudia Danelona, ha chiesto la condanna a 9 anni e 6 mesi per Emanuela Petrillo, lo ricorderete, l'ex assistente sanitaria di Spresiano, accusata di aver finto di iniettare i vaccini a centinaia di bambini tra il 2009 e il 2017. È accusata di peculato, omissione di atti d'ufficio e falso in relazione alle sedute vaccinali effettuate al distretto di Codroipo e a San Daniele e Udine dal 2009 al 2015 e l'ULSS 2 di Treviso, dove si trasferì e lavorò fino al giugno 2017, quando fu denunciata e licenziata per giusta causa. Ancora la cronaca, ma questa volta a Giavra del Montello, una tragedia, l'esalazione di monossido e la morte di un 82enne assieme al suo cagnolino. Giavera è sotto shock per la morte di Sergio Cene, da 82 anni, nato qui a Cusignana, dove ha vissuto tutta la vita. In poche ore la notizia del suo decesso ha fatto il giro del paese, lasciando nello sgomento i tanti che lo conoscevano e gli volevano bene. Cened è morto asfissiato per le esalazioni di monossido di carbonio scaturite dalla cucina a legna della sua abitazione di via Colombere, dove viveva insieme al suo amato cagnolino. A dare l'allarme questa mattina la signora che lo aiutava nei lavori domestici è stata lei a chiamare i carabinieri e il SUEM, ma quando i sanitari sono giunti sul posto non c'era più nulla da fare. Sulle pareti annerite della cucina la testimonianza della tragedia che si è consumata probabilmente la notte. Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri e dei vigili del fuoco, l'uomo, trovato a terra in cucina, sarebbe stato sorpreso dal monossido fuoriuscito dalla stufa economica che, surriscaldandosi, avrebbe intaccato una vicina cassettiera in legno, provocando un principio di incendio. In un'altra stanza senza vita è stato trovato anche il cagnolino. Sto aspettando che vengano a prendere il cane, che è morto anche quello. Asfissiato. Sono morti asfissiati. Sergio Cene da una trentina di anni fa aveva acquistato questa casa a pochi metri da dove era nato e cresciuto. Una vita trascorsa lavorando come agricoltore, e l'amore per la terra non lo aveva abbandonato nemmeno quando era andato in pensione. Curava personalmente nei minimi dettagli il suo giardino, che, racconta il fratello del cognato, era un punto di riferimento cui in zona molti si fermavano a fotografarlo. Aveva piscina con i pesci, si è fatto il gazebo appunto perché lui piaceva stare qua nel giardino, lui dedicava la vita al suo giardino qua, era ambizioso, aveva il suo vigneto, lui accudiva tutta la sua proprietà così con passione. Aveva costruito lui stesso il gazebo dove in estate accoglieva i suoi tanti amici con i quali amava cantare. Una persona allegra, buona, amata da tutti. Sergio, che non si era mai sposato, lascia la sorella Lidia e le 2 amate nipoti. La tragedia in A28, si attende l'esito dell'autopsia sui corpi di Sara Rizzotto e Jessica Fragasso. Intanto è stata fissata la data del funerale unico per le 2 cugine, sarà celebrato sabato alle 15 a San Vendemiano. Ieri sera intanto a Ring il papà di Jessica, Alain, ha parlato della battaglia per avere giustizia. Sentiamolo. Si fosse fermato, mi avrebbe aiutato, disperato, con tutte le sue forze. Non dico che l'avrei perdonato da oggi a domani, ma magari fra un po' di anni l'avrei perdonato sicuramente. Ma è invece così è impossibile. È stata proprio la vigliaccheria di andare via, è questo che a me non riesco a capire, questo. Cioè, dopo tutto quello che hai fatto, scappi. È questo che, veramente è questo che non tollero. Vi ha contattato invece in altro modo? Ancora momento? no, sinceramente ancora no. Può essere che ci contatti, però adesso vediamo. Guarda, l'importante è intanto che giustizia sia fatta. Poi se mi chiama, vediamo al momento cosa succederà. Lei ha detto: io non sono mai stato uno di tante parole. No, io sono sempre stato uno, tra virgolette, molto privato, sono di pochissime parole. Questa è una reazione al dolore o una forza che ha trovato in questi giorni? Secondo me, cioè, questa probabilmente è la forza che mi dà mia figlia, che mi dice: papà, sono orgoglioso di te, continua così. Questo. Io sono sempre stato veramente uno sempre di poche parole. Lei invece è una chiacchierona come mia moglie. E probabilmente questa è la forza che mi fa andare avanti. Non si poteva desiderare una figlia migliore, ma sinceramente è stato veramente... Io avrei sempre dato la vita per mia figlia, però mi è stata portata via e darò la vita per aver giustizia. Ecco, questo sì, sicuro. La tragedia della 28, la tragedia della 4, perché nel pomeriggio c'è stata l'udienza preliminare per l'autista sloveno che ha ucciso Paola Utula, 56enne di San Biagio di Callalta, dopo averla centrata a 160 all'ora
contromano. L'uomo dunque si è trovato di fronte al giudice. Spaesato, sguardo vitreo, perso nel vuoto, come se non capisse il motivo del suo trasferimento in tribunale dalla stanza d'ospedale in cui è rimasto piantonato in questi giorni in stato d'arresto. Addosso la vestaglia ospedaliera, sulle spalle la coperta che si assegna ai degenti. È entrato così in tribunale Aleš Gomoli, il 49enne di Capodistria che sabato scorso ha imboccato contromano il raccordo autostradale. Una corsa folle a 180 all'ora costata la vita all'incolpevole Parashiva Utu, la sua auto centrata in pieno, la sua vita spenta tra le fiamme del veicolo. L'automobilista sloveno è stato scortato dalla polizia dall'ospedale al secondo piano di Palazzo di Giustizia per l'interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari. L'incontro è durato 20 minuti. L'uomo, accompagnato dall'avvocato Massimo Scrascia, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice Marco Casavecchia si è riservato di decidere sulla convalida dell'arresto entro la giornata di domani. Dopo l'interrogatorio il 49enne in condizioni precarie ha assistito pure per bene dai poliziotti e sotto costante osservazione anche da personale medico, è stato trasportato all'ospedale maggiore al reparto diagnosi e cure. Quanto alle indagini, di certo c'è che Aleš non è risultato positivo né ad alcol né ai test antidroga. L'auto su cui viaggiava era quella del fratello, che in un colloquio con l'avvocato Massimiliano Speranza, che condivide la difesa con Scrascia, ha rivelato che l'uomo soffre di schizofrenia, riceve un sussidio per questo ed è seguito dal centro di salute mentale di Capodistria. Tutti elementi che però non possono placare il dolore della famiglia e del compagno di Paola, così veniva comunemente chiamata la vittima, quel Sergio Cotoloni che a marzo avrebbe dovuto sposarla. Per me il suo arrivo era veramente come un bambino che aspetta Babbo Natale, cioè l'aspettavo veramente a braccia aperte. È difficile il momento, ma sarà anche il futuro molto più difficile. Dovrò reinventarmi la vita. La cronaca ancora, il blitz della polizia a Silea, bloccati 2 pericolosi latitanti dell'est Europa sospettati di decine di furti e assalti, forse anche quelli che hanno terrorizzato le ville di Mogliano a fine 2021. I 2 si nascondevano in un casolare a Carbonera. Fra novembre e dicembre era diventato un vero incubo tra i titolari delle ville storiche di Mogliano, da Marocco a Zerman. Era il panico seminato dalla banda del Terraglio, tanto forte da spingere a interrogazioni parlamentari, rinforzi di agenti e carabinieri sul territorio, febbrili chat di controllo di vicinato e ronde con annesse polemiche. Ora quella nube di paura senza nome potrebbe aver trovato almeno in parte una risoluzione. L'ipotesi più che fondata della squadra mobile di Treviso è che 2 pluripregiudicati dell'Est, bloccati ieri con un blitz fulmineo a Silea, possano far parte di quel gruppo criminale che aveva assaltato la villa del petroliere Miotto a Marocco, messo a soqquadro Villa Fürstenberg a Zerman e tentato di penetrare a Villa Joel sempre a Zerman. Uno dei 2 arrestati, in particolare, ha un curriculum criminale da brividi. 30 anni, latitante albanese, era ricercato a livello internazionale perché nel suo paese aveva tentato di uccidere un commissario, oltre a essere accusato di rapine, traffico di droga, detenzione di materiale esplosivo e di una 50ina di furti e rapine anche in Italia. Lui e il suo complice, un connazionale 28enne già espulso dall'Italia e rientrato illegalmente, sono sospettati di aver messo a segno, assieme ad altri banditi, decine di furti in abitazione e rapine, soprattutto tra la Marca e il Bellunese. Tra questi, ma l'indagine è ancora in corso, ci sarebbero anche le incursioni nelle ville. Quando gli agenti sia in borghese che in divisa li hanno bloccati ieri mattina davanti al centro commerciale Emisfero a Silea, sono rimasti allibiti. Non pensavano di essere nel mirino degli investigatori. In Italia da settembre avevano scelto un casolare di campagna a Carbonera, lontano da occhi indiscreti, come base operativa. Attentissimi a non farsi notare, capaci di cambiare ogni giorno modalità di spostamento. Non è bastato evitare che la polizia arrivasse a loro, con una meticolosa indagine anche attraverso riconoscimenti facciali dalle immagini di videosorveglianza dei colpi messi a segno. Nel casolare sono stati trovati refurtivi, arnesi da scasso ed altri elementi utili alle indagini. Un primo tassello, forse, per chiudere il cerchio anche sulla banda del Terraglio. Adesso torniamo a parlare delle raffiche di vento che sono arrivate fino a 120 km all'ora ieri nella Marca, nelle varie zone della Marca colpite. Oggi è il giorno della conta dei danni.
121 km/h sul Monte Tomba, 117 a Valdobbiadene, 102 sul Monte Cesen, 100 a Vittorio Veneto, 95 a Follina e Bedelago. È la velocità del vento che ha soffiato ieri in tutta la Marca, rilevata dalle centraline dell'ARPAV. In alcune zone si parla di una vera e propria tromba d'aria che in pochi minuti ha sorpreso tutti. Oltre una quarantina gli interventi dei vigili del fuoco, dall'Asolano al Vittoriese fino alla Castellana, soprattutto per pali del telefono e della luce pericolanti, per alberi e piante caduti, per cartelli stradali divelti. Paura a Valdobbiadene e Nervesa, con le bancarelle del mercato settimanale spostate dalle raffiche, come accaduto a Mogliano. Questo forte vento ha fatto cadere le tende dei mercatali e abbiamo fatto evacuare il mercato a un certo punto per non correre rischi. A Castelfranco pali del telefono pericolanti, rami e piante cadute, coperture del cimitero di San Floriano sollevate e finite nel parcheggio. A Vedelago problemi alla scuola elementare, dove parte della copertura della palestra è stata danneggiata. Alla primaria di Barcon paura per un grosso albero caduto, fortunatamente senza coinvolgere nessuno. Fortunatamente è caduto verso la strada e non verso la scuola. Sicuramente noi su questo siamo molto attenti, abbiamo degli esperti che mese dopo mese passano a verificare, e anche questo si tratta di un albero sano. Sul tavolo del sindaco Andretta in queste ore stanno arrivando nuove segnalazioni di danni causati dalle raffiche che hanno soffiato oltre i 90 km/h. Aggiungiamo la copertura di alcune parti del cimitero di Barcon, aggiungiamo diversi alberi caduti alle sorgenti del Sile, quindi all'ingresso del parco del Sile. Aggiungiamo alcuni lampioni che nel frattempo nei sopralluoghi ci siamo accorti che sono caduti, e anche diversi cartelli stradali. Al parco del Sile diversi gli alberi e le piante abbattute dal vento. Qui si sta facendo una prima stima man mano che i passaggi pedonali vengono liberati dagli arbusti. Al cimitero di Barcon sollevata la guaina delle coperture, stamane già provvisoriamente sistemata. Il territorio di Vedelago poco meno di 6 mesi fa, il 16 agosto scorso, era stato interessato da un evento simile. Allora però le conseguenze furono molto più gravi. Alcuni interventi che li avevamo fatti in attesa del responso da parte dell'assicurazione che ci segue appunto nei danni del comune, le strutture pubbliche, e quindi non erano stati fatti degli interventi strutturali. Chiaramente quindi questi interventi sono stati riportati via dal vento e dobbiamo ancora finire di chiudere quello di agosto, che stiamo già parlando di danni nuovi, e speriamo che il tempo magari stavolta ci aiuti. E proprio a Vedelago l'azienda agricola Camatta a Casacorba è uno dei simboli della tempesta di vento che si è abbattuta ieri sulla Marca. Il day after all'azienda agricola Camatta di Casacorba è un insieme di lamiere volate via, serre distrutte, tettoie letteralmente sradicate dal terreno. Una conta dei danni ancora parziale per Eva Bersane e il compagno, che da 3 anni gestiscono questa attività, che in 6 mesi ha dovuto fare i conti con 2 trombe d'aria. Lo scorso 16 agosto il vento provocò danni per 12.000 euro. Stavolta è andata meglio, diceva, ma una seconda batosta in così poco tempo non ci voleva. Ieri mattina la giornata di sole non poteva far presagire quello che si sarebbe scatenato in pochi minuti. Raffiche di vento che hanno spazzato via tutto quello che hanno trovato lungo la loro traiettoria, come questo gazebo. Era molto più in qua, logicamente, per la praticità della comodità di portare le cassette, invece si è spostato proprio nel senso del vento. Questo è quello che rimane di una serra completamente distrutta, stessa sorte per il padiglione dedicato allo sbiancamento del radicchio. In cui noi teniamo praticamente un doppio telo, e col vento la seconda struttura praticamente si è scoperchiata. Fortunatamente le colture non hanno riportato grossi danni. L'unica cosa che abbiamo perso era quello che si era salvato del 16 agosto della cultura aeroponica delle fragole, e lì è rimasto tutto accatastato, quindi adesso si è proprio da buttare via e rifare tutto quanto. Qua e là quello che resta del passaggio della tempesta di vento, così violenta da aver spezzato i paletti di cemento o spazzato via una copertura in legno letteralmente volata al di là della recinzione. La tettoia con copertura chiusa anche ai lati era in questa posizione qua, cioè faceva da ricovero, fieno, ricovero paglia, ricovero delle varie tubature, e è andata là. Il vento proprio l'ha sradicata e l'ha portata di là, rompendo poi la recinzione. Dopo l'evento dello scorso agosto, Eva e il compagno erano ripartiti, non senza difficoltà, ora l'ennesimo colpo. Nel nostro piccolo il danno per noi è comunque ingente. Dispiace, perché sai che poi i danni vuol dire soldi investiti persi e tempo di lavoro perso.
Intitolazione del parco vittime delle foibe sabato alle 11 a Gaerini in via 8 marzo. L'evento voluto dal comune di Gaerini in occasione delle celebrazioni della giornata del ricordo non vede evidentemente tutti d'accordo. Alcune locandine infatti sono state imbrattate, a dimostrazione che il tema purtroppo continua a dividere. Malgrado questo la cerimonia si svolgerà con la benedizione del monumento dedicato ai martiri delle foibe e la consegna delle medaglie d'onore ai familiari dei concittadini internati. Pochi istanti di pubblicità e torniamo in diretta. Rieccoci in diretta, torniamo nel capoluogo, torniamo a Treviso. Ieri al Museo Salce è stata presentata l'iniziativa promozionale di Ascom dedicata ai negozi di vicinato. È stata un'occasione anche per il presidente Capraro per ribadire il no fermo della associazione a nuovi supermercati in città. Sentiamo. Se vogliamo una città, una Treviso da vivere, allora basta supermercati. Messaggio chiaro e diretto al sindaco Conte sull'ennesima costruzione di un nuovo supermercato lungo strada Ovest, nell'ambito della realizzazione delle 2 rotatorie di via Ellero e via San Pelaio. L'Ascom proprio non ci sta ad accettare l'ennesimo concorrente dei negozi di vicinato che continuano a morire nei quartieri. Per questo il presidente Capraro chiede a Cassugana un impegno concreto. Diamo spazio alle attività di prossimità, quelle di vicinato, quelle che offrono i servizi anche alle fasce più deboli, quelle che tengono in vita la città. Bisogna tradurre gli slogan del PNRR e della rigenerazione urbana in soluzioni concrete. Che per i commercianti si traducono in sgravi fiscali a tutti i livelli, cominciando dalle tasse comunali, ma anche sostegno economico a chi, con l'ennesimo affondo della grande distribuzione in città, vedrà ulteriormente assottigliarsi il numero di clienti. Incentivi a tutti i livelli, deve intervenire la Camera di Commercio, deve intervenire il Comune, deve intervenire la Regione, deve intervenire il governo italiano. È il modello della città nostra quello che deve essere preservato. Quel modello che è attrazione turistica per qualità della vita, ma anche unica speranza per una nuova natalità urbana, che secondo Capraro il sindaco predica ancora senza atti concreti. Anche la provincia di Treviso, anche la città di Treviso, no? Noi la chiamiamo la ciambella col buco, perché all'interno del centro storico non ci sono più famiglie. Bisogna fare politiche residenziali, prendere dei contenitori e appunto rigenerarli, cioè portare residenza, ma residenza di famiglie giovani. Quello che ci deve portare a dire basta con questi interventi che vanno nella direzione opposta rispetto a quello che vogliamo. Quindi pochi slogan e soluzioni concrete. Intanto per la riqualificazione di Treviso importante la progettazione che parte per il recupero delle mura grazie ai fondi del PNRR. Accolgo davvero con grande entusiasmo questi fondi della rigenerazione urbana e le mura vedranno arrivare 6 milioni di euro, una cifra che probabilmente non si era nemmeno mai investita per riqualificare quello che è forse il monumento più importante della nostra città. 6 dei 20 milioni di euro che il Comune di Treviso riceverà dai fondi per la rigenerazione urbana saranno destinati alla riqualificazione delle mura cittadine, in quello che si prospetta come uno dei maggiori investimenti di sempre per la conservazione della cinta cinquecentesca. Diventeranno un luogo sempre più inclusivo, sempre più vivo, sempre più attrattivo, sia da un punto di vista storico-architettonico che da un punto di vista sociale. Il piano di recupero prevede l'intervento su mura, bastioni e zona golenale, ma anche sulle vie d'acqua e sui canali per una superficie totale di 70.000 metri quadrati. Le aree circostanti, fanno inoltre sapere da Cassugana, verranno rimodellate così da creare un vero e proprio parco urbano. Anche le porte storiche, infine, potranno essere valorizzate con sezioni museali dedicate. Comincerà la fase della progettazione che vedrà coinvolta ovviamente la cittadinanza in stretta collaborazione con la sovrintendenza, perché già a partire dal prossimo anno cominceremo a vedere degli interventi di recupero di questa cinta muraria che diventerà veramente il simbolo della nostra città. Adesso la pagina bellunese. Ed una pagina bellunese tutta dedicata all'epica impresa sportiva alle Olimpiadi di Pechino. A Cortino torna la medaglia d'oro e per la prima volta è appesa al collo di una donna, quello della giovanissima Stefania Costantini, che con il compagno trentino Amos Mosaner ha infilato 11 vittorie su 11 e conquistato il tetto del mondo nel doppio misto di curling. E ovviamente a Cortina, dove c'era il maxi schermo, è scoppiata la gioia.
l'ultimo lancio di questa partita. No, qua si boccia. Qua si boccia allora? Qua si boccia! È l'ultimo lancio e stiamo lottando per la medaglia d'oro. Stiamo lottando per la medaglia d'oro ed è oro! 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 L'oro ritorna a Cortina! L'oro ritorna a Cortina! Stefania Costantini, Amos Mosaner! È una cronista che a stento riesce a trattenere le lacrime dopo aver vissuto l'emozione di una piazza stracolma di gente accorsa davanti al maxi schermo in piazza di Bona per assistere all'ultima e decisiva partita del doppio misto di curling che ha portato Stefania Costantini 22 anni di Alverà sul tetto del mondo, ma le lacrime di gioia sono state il leitmotiv al termine di un'ora e mezza di gara combattuta con le unghie e con i denti, ma con la calma olimpica dettata da tecnica, strategia, concentrazione. Sindaco, che soddisfazione! Una festa, un'emozione pazzesca. C'è la medaglia più alta, devo dire, la piazza è in visibilio e devo dire noi contentissimi. L'oro arriva a Cortina per la prima volta, è una donna a conquistarlo. È una donna dopo 54 anni, dal 68, dopo Eugenio Monti, questo grande successo e devo dire in un periodo che per noi è olimpico, quindi il migliore veramente invito per le nostre Olimpiadi Milano Cortina anche 2026, un grande successo. Ora prepariamo la festa per il rientro di Stefania. La festa assolutamente venerdì stiamo organizzando e tutto il paese ovviamente sarà in festa, ma direi tutta l'Italia perché è veramente la medaglia che regaliamo a tutto il paese. Questa, guardate la festa, la missione compiuta per l'Italia che ha vinto la medaglia d'oro. Sentiamo un commenti a caldo. Cosa pensa di questa vittoria? Felicissimo che è tornato un oro a Cortina dopo quello di Monti. Signor Paes, Zerdini. Esatto, eccetera, felicissimo, dai. La strada verso Milano Cortina è tracciata, ha commentato il Presidente della Regione Luca Zaia. Assieme a lui si sono uniti in queste ore i massimi esponenti del mondo economico e politico bellunese e nazionale. Allora la gioia delle compagne di squadra, l'associazione Curling di Cortina in piazza a gioire per questo storico successo olimpico. Le più grandi imprese dello sport italiano. In semplice e soprattutto invernale. Una vittoria di squadra che Cortina condivide con la coach auronzana del doppio misto Violetta Caldarte, il cui volto compare per pochi frame sul maxi schermo. Una vittoria storica in uno sport che a Cortina ha solide radici. Qui tutti sono in lacrime, sentiamo l'emozione dei giovani della piazza di Cortina. Ragazze, scusate, le vostre emozioni. È bellissimo, noi giocavamo in squadra con Stefania quando eravamo più piccole, quindi vederla così felice è un'emozione unica veramente. L'oro, Stefania riporta l'oro a Cortina ed è la prima donna olimpica a Cortina. Sì, esatto, Stefania se la merita tutta, se non se lo merita Stefania non se lo merita nessuno. Ci ha sempre messo una dedizione allucinante in quello che fa e vederla così felice è veramente impagabile. Donna Ivano, il parroco di Cortina, giustamente ha dato il via al risuono delle campane. Le campane sì, perché è un paese che fa festa per una ragazza nata qui, vissuta qui, che abita qui. E quindi è giusto che un paese faccia festa, tutto il paese. Il curling è uno sport storico che ha 500 anni ma che a Cortina ha le sue salde radici. Questi ragazzi ci hanno dimostrato come vuol dire collaborare e unirsi insieme per ottenere un obiettivo. È un sogno per tutti, per l'Italia intera, poi logico che Cortina la fa da padrona perché comunque siamo la mamma del curling in Italia e oggi è un coronamento, sì. Diciamo che Cortina è la mamma, è partito tutto da qua, è continuato da qua e oggi ci meritiamo questa vittoria e ringraziamo i ragazzi per questa enorme soddisfazione. E per Stefania, Complimenti ancora per questa storica vittoria. In chiusura vi ricordiamo questa importante notizia che riguarda la nostra programmazione Media Nord-Est, perché dal 9 marzo, come sapete, scatterà il nuovo passaggio verso la televisione digitale, il cosiddetto switch off. In Veneto le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando, anche in virtù dei successi, dei record ottenuti nel 2021, scaleranno dunque le posizioni del telecomando. Antena 3 sarà visibile dunque dal 9
9 di marzo sul 10, canale 10, Rete Veneta sul canale 14 e TNE Tele Nord-Est sul canale 18. Dunque, per continuare a seguire l'informazione di Antena 3, Rete Veneta e Tele Nord-Est dal 9 di marzo in poi, sarà sufficiente risintonizzare il televisore e seguire le nostre emittenti sui nuovi canali. Ripetiamo, il 10 per Antena 3, il 14 per Rete Veneta e il 18 per Tele Nord-Est, tutto questo a partire dal 9 di marzo. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. Super anticiclone sull'Italia e dunque sul nostro territorio la situazione rimane invariata rispetto a giorni e settimane fa. Vediamo il dettaglio di mercoledì 9 febbraio. Sul Veneto tempo sempre stabile, ci attende una ennesima giornata asciutta, naturalmente con i pro e i contro che questa situazione meteorologica comporta. Tanto sole ovunque, cielo sereno o velato, qualche foschia in pianura al mattino. Temperature sostanzialmente invariate, minime sotto zero quasi dappertutto, massime oscillanti tra i 9 e i 12 gradi. Ma spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo un ampio soleggiamento, bel tempo dunque senza precipitazioni e con cielo limpido. Temperature minime tra -1 e 5 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con un'ottima visibilità e con cielo sgombro da nubi. Temperature minime intorno a -2 gradi, massime infine sui 14 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antena 3. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.